Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane. C'entra l'arte con il vino o il vino con l'arte? Beh, non lo sappiamo, ma ce lo dirà forse Vittorio Sgarbi nel corso di questa puntata di Cronache Trevigiane. Ma intanto cominciamo da una rete di impresa unica in Italia. Si chiama Tune Veneto ed è stata voluta da Asco Trade, come ci spiega il servizio. Collaborazione e sviluppo. Queste le linee guida di Tune Veneto, rete di imprese tra utilities delle province di Treviso e Belluno, costituita ufficialmente il 28 febbraio 2018. Un modello italiano unico che recepisce le indicazioni della Comunità Europea sullo sviluppo dell'energia del futuro. Ma cosa significa per il territorio la nascita di Tune Veneto? Significa prima di tutto rispondere a un'esigenza e un'indicazione della Comunità Europea. La Comunità Europea dice chiaramente ai territori: fate sistema, non presentatevi da soli a chiedere finanziamenti, li dovete fare assieme. Questa è la rete di impresa che è nata oggi, Tune Veneto. Ci siamo messi assieme 8 utilities trevigiane e bellunesi e da qui partiamo per andare a trovare risorse nella Comunità Europea. Le utility del Veneto devono mettersi d'accordo finalmente, tutte quante, trovare delle soluzioni per migliorare. Ci sono ancora molti spazi di miglioramento, ci vogliono grossi investimenti. Non è giusto farli gravare in bolletta, ma bisogna trovare anche qualcuno che ci aiuta, perché stiamo migliorando nell'interesse di tutti. Si tratta di una rete di impresa innovativa che vede aziende pubbliche mettersi assieme per affrontare le sfide che abbiamo di fronte. L'innovazione tecnologica, la digitalizzazione, i servizi migliori ai nostri cittadini sono la sfida che abbiamo e vogliamo affrontarla assieme con il sostegno che può venire dall'Europa, partecipando ad alcuni bandi. Noi siamo la prima società della provincia di Belluno che ha creduto in questa rete di imprese, con queste opportunità che ci sono per dare un maggior servizio al territorio e ai cittadini. Abbiamo già sentito dalle parole del Presidente che comunque già fuori, anche dalla regione, la provincia di Pordenone e anche Venezia ci saranno interessati a questo servizio e di conseguenza noi abbiamo creduto in questo progetto e vogliamo farci parte. È sicuramente un progetto molto importante, perché dimostriamo che tutti insieme si possono accedere a dei bandi, magari dove da soli non si va sicuramente da nessuna parte. Questo è un vantaggio per il territorio, per la nostra gente e soprattutto per aziende che sono pubbliche e stanno facendo utile poter investire ancora più per questo bel territorio. Ed ora, quali saranno i temi comuni su cui Tune Veneto andrà ad operare? I temi che hanno individuato i tecnici riguardano la mobilità elettrica, le piattaforme tecnologiche e il retrofitting, che significa l'efficientamento energetico. Sono temi che ci riguardano in modo trasversale, che coinvolgono in modo trasversale tutte le utilities, e su questo lavoreremo nei prossimi mesi.